Gli uomini invecchiano meglio. Convinti loro. La tua cellulite è un problema, la sua pancia un cuscino per l'amore. Angoli, lasciate che vostro marito dorma sul divano. In studio, Roberta Pagnetti. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma al fondo resti... Ma certo che ci siamo anche oggi, dove pensavate che fossimo? Insomma, questo è il nostro orario, sono le 12 spaccate e ritorniamo in diretta nel nostro salotto di Angoli per iniziare una nuova puntata che vi porterà fino all'ora di pranzo come di consueto, come tutte le settimane dal lunedì al venerdì. Allora ben ritrovate a tutte care signore, buongiorno signore all'ascolto. Siamo pronti per iniziare una puntata ricca come tutti i giorni. Io vi anticipo come sempre un pochino quello di cui parleremo, avremo grande varietà di argomenti anche oggi, più tardi ci occuperemo di consigli di lettura. È da un po' che non lo facciamo, però oggi ci teniamo particolarmente, soprattutto per la città di Como, perché in realtà tutti i comaschi potranno leggere un libro che li porterà a conoscere maggiormente la propria città attraverso tante storie di comaschi che hanno lasciato l'impronta negli anni e è un libro peraltro che rende particolarmente orgogliosi anche noi del gruppo editoriale TV Corriere di Como, perché l'autore è proprio il vice direttore del Corriere di Como, Marco Gugiari, che sarà in studio con noi. Ci occuperemo anche di arte oggi, sì, avremo nuovamente in studio Salvatore Marsiglione, gallerista comasco, ci porterà un ospite ormai internazionale, Max Papeschi sarà in studio con noi, ci parlerà un po' della sua arte, del suo lavoro, tutto questo proprio nella seconda parte di Angoli. Prima di dirvi chi invece ci terrà compagnia nella prima mezz'ora, vi ricordo come sempre il nostro indirizzo email angoli@espansionetv.it, vi ricordo che è il nostro contatto che vi diamo qualora voleste scriverci, chiederci magari la vostra canzone del cuore, oppure se voleste avere maggiori informazioni riguardo a quello che vi raccontiamo. Prima parte del programma di oggi, noi vogliamo parlare di benessere e di sport. Allora, idealmente ci spostiamo nel tempio del benessere e dello sport, ritorniamo a parlare con grande gioia di Wet Life e io ringrazio gli amici che la rappresentano, dunque do il benvenuto all'ingegner Paolo Galimberti, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, i nostri clienti attuali e futuri. Eh sì, lei è il direttore del centro, quindi è proprio la figura istituzionale che dà il benvenuto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Non è solo, perché come già nelle scorse volte in cui ci hanno raggiunti in studio, ha portato invece la responsabile della reception del centro. Buongiorno ad Alice Favella. E Alice è colei che accoglie tutti con un sorriso, insomma dobbiamo dirlo, giusto così per spiegare subito i ruoli. Parto dall'ingegnere per chiedergli insomma di ricordarci un po' la realtà Wet Life, dove si trova, da quanto tempo e perché io ho detto è un po' il tempio del benessere e dello sport. Ma fra pochi giorni saranno 10 anni dall'inaugurazione del centro sport e benessere Wet Life che si trova a Nibionno, facilmente raggiungibile da Monza, da Milano, da Como, lungo la superstrada per Lecco, uscita Como-Bergamo a 200 metri dall'uscita di questa superstrada. È un centro che offre numerose attività, partendo dalle piscine al coperto e all'aperto, le palestre con tutte le sale corsi e una cosa molto importante per la zona, questo centro benessere con Beauty Farm. Centro benessere che abbiamo nel corso degli anni, nel corso di questi 9 anni, ampliato. E quindi avete dato insomma maggiore risalto anche a quella che è tutta la parte relax, massaggi, dopo indagheremo un po' quella che vediamo è proprio nelle l'offerta. fotografie adesso queste nuove saune panoramiche, uno chalet in legno all'aperto, in questi giorni si presenta proprio così con questa nevicata, dovrebbe tornare anche nei prossimi giorni, sì. E la gente può entrare nelle saune, uscire, farsi una doccia rinfrescante e per chi vuole camminare nel prato con o senza neve per una reazione idroterapica. Perché fa bene, vero Alice? Quando si fa la sauna dove insomma c'è molto caldo, lo sappiamo, poi bisogna anche concedersi una pausa fredda. Come funziona e esatto. Perché si fa così? Sì, proprio per fare un contrasto dal caldo a passare al freddo. Fa bene per la pelle, fa bene per Sì, perché nel momento in cui corpo. si effettua la sauna i pori della pelle vengono dilatati e fuori escono tutte le tossine, tutto quello di cui ci dobbiamo liberare. Quindi successivamente bisogna contrastare subito questa cosa e richiuderli dopo la fuoriuscita. E poi consigliamo sempre dopo tutto questo di rilassarsi 10 minuti, magari bevendo una buona tisana. Ma che meraviglia, quindi c'è anche lo spazio un po' per il ristoro, diciamo così. E le tisane sono tisane biologiche che sì. acquistiamo, vengono dalle nostre montagne, dalle nostre Alpi, sono di diversi gusti. Di fianco alle tisaniere c'è il cartellino con le spiegazioni, uno può scegliere
una tisana o l'altra, oppure anche dell'acqua fresca normale, che bisogna sempre bere molto dopo ogni attività perché il corpo suda sia nell'acqua calda, sia nelle saune, nel bagno turco, nel bagno romano. Però so che non lasciate, insomma, chi vi viene a trovare da soli, gli spiegate bene come comportarsi, gli aiutate anche a capire bene quelli che possono essere i percorsi e i relativi appunto benefici e come comportarsi, perché se ci sono dei dubbi magari appunto anche su come utilizzare, come fare una sauna, voi gli spiegate bene come... Guardi, le persone già quando entrano trovano un adeguato numero di ragazze e di signore alla reception che danno delle indicazioni in generale per come accedere. Poi quando scendono nel centro benessere, le persone che sono in assistenza spiegano le varie reazioni caldo-freddo da seguire e consigliano come seguire il tutto, la tempistica soprattutto. Quindi gli ospiti non sono lasciati a se stessi? Gli ospiti non sono lasciati da soli, naturalmente c'è chi preferisce svolgere un'attività piuttosto che un'altra, ma seguire il percorso e seguire le istruzioni dei nostri assistenti migliora la permanenza e migliora l'effetto. Io chiedo ad Alice perché è proprio, insomma, in qualità di responsabile di reception, lei è, diciamo, la prima persona che vede chi arriva, la faccia con cui arrivano e poi la faccia con cui escono, perché ricordiamo, Alice, anche per dire un po' a tutte le persone che ci stanno guardando e che magari stanno proprio cercando un posto dove staccare un po' la spina, riprendere i ritmi, rilassarsi. Che beneficio si ha in una giornata, in un percorso di poche ore anche? Comunque che beneficio dà all'umore, alla salute? Beh, sicuramente una volta entrati e quindi aver deciso di dedicarsi già del tempo, già questo è un passo non indifferente. E poi successivamente, come dicevamo, spieghiamo tutto, diamo un'accoglienza in modo tale che proprio il beneficio sia colto a pieno della cosa. Tu ti rendi conto, insomma, del prima e del dopo nell'espressione? Sì. Sicuramente, e la nostra soddisfazione proprio è vedere uscire il cliente, perché si dice uno si sofferma tante volte proprio per parlare di qualcosa che non va. La lamentela, diciamo, che è la cosa che uno vuole sempre dire. Vero. Quando invece si trova bene magari lascia un po' a desiderare, passa, è contento e va. Invece la soddisfazione è proprio il cliente che si ferma e ci ringrazia per le attenzioni che gli abbiamo dato, per come ha trovato beneficio del nostro centro benessere. Io ho voluto farti spiegare questo aspetto anche perché so che con il Natale che si avvicina molte persone magari proprio per entrare nella logica anche del regalo utile, magari del regalo un po' particolare, vuole un po' magari regalare delle esperienze e questo può essere anche una bella idea regalo, magari offrire, donare un pomeriggio di relax, vero? Benessere, sport e bellezza. È il nostro nuovo slogan, fino all'anno scorso era regala sport e benessere e da quest'anno abbiamo aggiunto anche bellezza. Un mesetto fa ci siamo ritrovati, abbiamo preparato una serie di novità che vanno dai giovani, del nuoto per i giovani dai 15 ai 20 anni che possono nuotare non solo con i ragazzi e non con gli adulti ma con i propri coetanei, dell'acqua gym dedicata ai ragazzi e poi con tutte queste novità come Zumba, acqua Zumba per far divertire le persone, perché specialmente in questi periodi le persone hanno bisogno di svagarsi e di divertirsi e che si possono regalare anche queste, non solo l'area benessere. Poi passando al benessere, questa bellezza, abbiamo fatto un accordo con una importante e molto qualificata casa di cosmetici e di prodotti per i trattamenti corpo, per rendere bello il corpo e nello stesso tempo anche la mente, perché se uno si rilassa utilizzando con questi massaggi o con queste creme particolari, trova un beneficio anche per rilassare la mente e vediamo le persone proprio come diceva Alice adesso, quando entrano molto tese, preoccupate ed escono e hanno trovato queste 3 o 4 ore di relax. Ecco, regalare benessere, regalare sport e regalare bellezza è una delle alternative, no? Senza voler togliere nulla a tutti i nostri negozianti, i nostri clienti che abbiamo. Però
Però sappiamo che c'è anche questa possibilità. Io ricordo il sito internet a tal proposito, perché magari qualcuno dice, vabbè, fammi vedere un pochino adesso qualcosa di più, lo stiamo vedendo, l'home page è www.wetlife.net, ricordiamo peraltro centro che, come diceva l'ingegnere proprio all'inizio dell'incontro, che vive a 365 giorni l'anno, perché avete le parti coperte, le piscine all'esterno, insomma non è che si limita tutto siamo al chiusi periodo solamente estivo. il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, perché li santifichiamo doverosamente per la nostra cultura. E gli altri giorni siamo aperti, Santo Stefano dalle 13 alle 21 saremo aperti per i clienti. Abbiamo il cenone di Capodanno, faremo questa festa al benessere, inizia alle 18 e andrà avanti fino alle 2 di notte. La prima parte è dedicata al percorso benessere e chi entra potrà seguire la cerimonia dell'Aufguss. Su questo, visto che richiede un po' di tempo e lei ha detto un termine un po' tecnico, facciamo così, ci interrompiamo, ascoltiamo un brano musicale, però subito dopo siamo di nuovo in studio insieme e parliamo dell'Aufguss, che è un termine strano, dopo ce lo spiega l'ingegnere. Rimanete con noi, arriva il momento della musica con Malika Ayane, ascoltiamo 3 cose e poi siamo in studio in diretta. Fra pochissimo vi sveliamo di che cosa si tratta quando diciamo Aufguss, ve l'abbiamo detto prima della pausa, adesso arriviamo a raccontarvelo, però come sempre a quest'ora siamo in collegamento telefonico con l'Iper di Grandate, dove ci aspetta oggi Luca del settore ortofrutta. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi. Allora, oggi parliamo un po' della frutta di stagione, so che ci sono delle offerte, vero? Sì, certo, abbiamo un vasto banco di frutta di stagione, agrumi, domani ci parte il volantino con le clementine a 60 centesimi, un prezzo incredibile, oppure quelle arance tarocco 3 kg a 1,89 €. Inoltre potrei parlarvi ad esempio di frutta secca. Sì, che per le festività natalizie si consuma molto, vero? Tipo arachidi da 500 grammi a 2,90 € oppure pistacchi da 500 grammi a 5,50 €. Per poi parlare magari, che ne so, di frutta esotica, che a Natale è una sfiziosità che molti si vogliono togliere. È vero. Abbiamo ad esempio la papaya, il mango, l'avocado a 1,85 €, che è un prezzo assolutamente incredibile anche questo. Quindi buon Natale e mangiate sane, mangiate bene. E allora un invito a tutti a raggiungervi al settore ortofrutta dell'Iper di Grandate, giusto? Certo, certo, vi aspetto numerosi. Grazie Luca, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Buona giornata. E allora l'abbiamo promesso, ritorniamo con gli amici di Wetlife, c'è il direttore, l'ingegnere Paolo Galimberti e Alice Favella che hanno mantenuto la promessa, sono entrambi ancora in studio. Alice è la responsabile della reception. Ci siamo lasciati prima di ascoltare Malika Ayane dicendo, insomma, c'è questo termine un po' strano, Aufguss. Di cosa si tratta, ingegnere, in realtà? È una parola tedesca che si può tradurre in bagni di vapore. È una tradizione, un metodo di cerimonia che si svolge soprattutto in Germania, in Russia, nei paesi nordici. Ognuno lo svolge in maniere leggermente differenti fra loro, ma sostanzialmente si entra nella sauna, una sauna chiamiamola alpino finlandese a almeno 80-90 gradi di temperatura, si mette il telo bagno sotto, poi questa persona, questo maestro di Aufguss, mette delle essenze sopra la stufetta, sopra le pietre, del ghiaccio per aumentare l'umidità, che non aumenta la temperatura ma aumenta la trasmissione del calore e la sensazione di calore. Il corpo incomincia a sudare e viene fatto questo sventolio con un panno, con un telo che manda questi bagni di vapore, questi getti di vapore contro il corpo. La temperatura e la sensazione aumenta, il corpo continua a sudare. C'è una breve pausa e noi seguiamo una tradizione un po' tirolese, diamo anche delle creme o al cioccolato, o al mirtillo, o alla menta per massaggiare tutta la faccia. Si attende un attimo, il corpo continua a sudare, questo ha un po' un effetto peeling e anche un po' rivitalizzante ed anche un po' di stimolo, no? A seguire per chi non l'ha mai fatto. A chi lo consiglierebbe questo rituale dell'Aufguss? A tutte le persone che hanno voglia di trovare un'emozione diversa, hanno voglia di rilassarsi, perché se uno entra nella sauna e segue con attenzione i nostri ragazzi, i nostri maestri di Aufguss, deve stare attento, non deve perdere la concentrazione e questo fa dimenticare un po' i problemi quotidiani che tutti conosciamo, specialmente di questi periodi. Sì. Dura poco, poi si esce
si va sotto le cascate termali, si toglie immediatamente lo sudore, si entra nella vasca di reazione oppure si fa un getto con la doccia scozzese e si cammina nel nostro parco. E questa è un po' una unicità che fa assomigliare il nostro centro benessere in Brianza a un centro benessere di montagna. E questo lei me lo diceva anche nei nostri scorsi incontri, insomma è un po' un motivo di orgoglio per voi, perché effettivamente c'è questo sapore un po' nord europeo. E abbiamo cercato di dare un po' proprio questo aspetto. Nelle fotografie ad esempio adesso si vede il percorso CNAIP idroterapico, sì. Anche questo è un po' unico in zona, di solito ci sono solamente dei piccoli getti. Raccontiamo un po' cos'è il percorso Kneipp. Sì, questo abate Sebastian Kneipp è nato nei primi dell'800 in Baviera e non sta bene, non riesce a curarsi e legge un piccolo libro che parla dei poteri benefici dell'acqua tiepida e fredda. Allora si butta nel Danubio, esce, si fa coprire di panni caldi e la cerimonia, questo percorso lo ripete per qualche volta e per un po' di giorni e guarisce. Guarisce, cerca di parlarlo ai medici del tempo, tutti lo interpretano come un non medico e lo mettono da parte. E questo tipo di percorso viene poi ripreso nel secolo scorso, ai primi del Novecento, specialmente nei paesi della Baviera e poi un po' in tutta Europa. Quindi diciamo che è stato un po' poco creduto all'inizio, ma in realtà aveva ragione lui. Guardi, il nostro percorso al di fuori si entra con circa 70 cm di acqua calda a 38-40 gradi, si cammina su questi sassi levigati con degli idromassaggi che attivano la circolazione e poi 2 gradini e si entra nell'acqua fredda a 14-15 gradi. Lo si può percorrere 7-8 volte più o meno lentamente. Quando si esce si ha un beneficio idroterapico alle gambe non indifferente, è da provare insomma. È da provare per forza, è per questo che noi vi ricordiamo sempre il sito internet, lo faccio anche adesso, www.wetlife.net, perché lì si possono avere i contatti per raggiungere il centro e poi per chiedere anche maggiori informazioni e poter capire quale può essere il proprio percorso adatto alle esigenze o al momento di relax, di benessere, sport e bellezza che volete regalarvi. Alice, vogliamo un po' parlare, visto che l'abbiamo anticipato prima, no? Stavamo dicendo tutto ciò che è un percorso relax o benessere o quello che vogliamo noi può essere sempre una bella idea regalo. Ci sono delle promozioni in questo periodo natalizio? Ci sono delle offerte particolari? Abbiamo diverse possibilità su cui spaziare per tutte le tasche. Questo ci tengo a precisarlo perché da un ingresso semplice in piscina si può arrivare a trattamenti personalizzati. Diciamo che le cose un po' più richieste rientrano sempre nel benessere, anche perché chi non ha bisogno di qualche ora per staccare la spina e rilassarsi, quindi si va sempre sul sicuro in questo caso. Ingressi al benessere, ingressi con la cena, piuttosto che ingressi con massaggi, trattamenti, massaggi magari un pochettino più particolari come può essere lo stone massage con le pietre laviche. Che è bellissimo, dicono. Io non l'ho mai fatto, ma deve essere bellissimo. Molto male, ti aspettiamo allora. Ah, ecco, bene, punita subito, in diretta, benissimo. Lo farò, recupererò. Perché questo forse è il limite, dire si va. È fare il passaggio di, ok, esco di casa e vado. È quello? Ok. Perché poi anche per chi è più restio in queste cose, una volta provate sono convinta che ci ritornano. E allora, beh, su tutti diciamo un po' perché anche ho ammesso di non averlo mai fatto, però diamo il consiglio proprio del massaggio con le pietre che può essere una cosa un po' particolare che esce dal comune. Insomma, mi sembra di capire che può portare benefici a tutti comunque quello. Sicuramente, ma tengo anche a sottolineare che i nostri buoni hanno validità 6 mesi, per cui non si vincola a chi viene regalato, possono decidere quando riescono di ritagliarsi del tempo. E poi comunque non sono nominativi. Per cui insomma si può regalare a qualcuno che poi non può proprio utilizzarlo e lo può passare a qualcun altro. Si possono anche comprare diciamo dei carnet di ingressi e poi decidere in un secondo momento a chi consegnarli. Io volevo chiederti Alice un'altra cosa perché l'ingegnere prima ci diceva ci sono anche delle novità come lo Zumba in acqua. Adesso è una moda degli ultimi periodi, no? Lo Zumba, questo modo, questo ballo, così in acqua, come funziona? È un bello? corso diciamo molto in voga.
Seguiamo quindi le esigenze dei clienti e dopo aver visto il successo dello Zumba classico in sala abbiamo riproposto lo Zumba in acqua. E va per la maggiore? Decisamente. È un corso aerobico che rievoca un po' i passi di danza, dal latinoamericano alla danza moderna, e quindi oltre che diciamo al benessere puntiamo anche al divertimento. Eh sì, e ce n'è bisogno, lo dicevamo insieme all'ingegnere Galimberti. Ricordiamo del Capodanno, che è un'altra cosa molto importante, ingegnere. Prima di parlare del Capodanno parliamo dei clienti quando escono, che sono rilassati e hanno bisogno di uno spuntino. Allora la nostra consulente alimentare, la nostra dietologa, ha preparato da tempo una serie di menù, ultimamente anche delle centrifughe, abbiamo 10 tipi di centrifughe diverse con verdura e frutta freschissima del giorno che potete gustare al bar. E poi questi menù che la nostra cuoca e tutte le persone del bar e del ristorante preparano con molta cura, dosando la quantità proprio per portare un beneficio. Ci sono i menù vegetariani, poi quelli anabolizzanti, quelli energetici e quelli anche un po' dietetici per chi ha bisogno dopo l'attività sportiva di non eccedere. Quindi c'è attenzione anche alle calorie che si guardano. Poi passiamo sempre. invece al Capodanno. Il menù di Capodanno è una cosa diversa, preparato con molta attenzione anche da qualche maestro cuoco che collabora con noi per preparare questa festa, dove ci sarà di tutto, dall'Aufguss alle cerimonie di benessere nel bagno romano, a un po' di musica, un po' di Zumba in acqua prima della mezzanotte, la cena, il cotechino dopo la mezzanotte e poi qualche altra cosa che potete vedere anche nella fotografia che vedete nel sito internet adesso, con luci e colori della mezzanotte. Diciamo che per il Capodanno si può un pochino eccedere, via cotechino e lenticchie ci saranno per festeggiare il nuovo anno. Dopo la mezzanotte di sicuro. E andiamo avanti dalle 18 fino alle 2 del mattino, quindi ci sono tante ore per rilassarsi, di posti ce ne sono ancora, potete prenotare venendo da noi oppure telefonando, vi daremo tutte le informazioni necessarie. L'anno scorso com'è andato il Capodanno a Wetlife? È stata una bella festa, i clienti ci hanno fatto i complimenti, dovevamo chiudere alle 2, finalmente alle 3 sono usciti perché non se ne volevano ma questo significa che si stavano divertendo. Si sono proprio divertiti tutti. Quest'anno metteremo abbiamo già deciso di pubblicizzare alcune novità come il menù un po' leggermente diverso e poi altre attività che faranno loro rilassare e divertire. Quindi ricordiamo, per salutarci, per chiudere, per lasciare il nostro messaggio consueto di fine discorso, insomma Wetlife è da oggi, da questi ultimi periodi, tempio e centro di benessere, sport e bellezza. Regalate benessere, sport e anche bellezza. E perché no? Vi attendiamo. E allora grazie per essere stati con noi all'ingegnere Paolo Galimberti, il direttore, e buone festività. Buon Natale a tutti e buon anno, ve lo diciamo quando venite da noi. E grazie anche ad Alice Favella, responsabile della reception del centro. Buon lavoro e buone feste. Sì, ci rimboccheremo le maniche per voi. Grazie molte ai nostri ospiti. Noi siamo arrivati al momento di una pausa che dura solo pochi minuti, dunque fra pochissimo vi aspetto sempre qui con la seconda mezz'ora di Angoli. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma al fondo resti...